Cari amici della Maratona Veneta, buondì e benvenuti alla sta nostra puntata sulla parola marzo. Avevo pensato di fare la puntata su questa parola qua, anche perché, sì perché è una parola veramente interessante in Veneto, sia perché che se attualmente, insomma, che se una diatriba su Campo Marzo a Vicenza. Ma se è un Campo Marzo perché il campo era Marso, o se è un campo Marso perché ha a che fare con le esercitazioni militari, il dio Marte, eccetera. E ora tramite, vedi, la lingua veneta ha delle caratteristiche, delle problematiche, delle conseguenze e delle virtù diverse da quelle dell'italiano. Infatti, il primo significare possibile per la parola veneta marzo, la seguire del mese, no? Hago il calendario veneto, lunario veneto dell'Accademia per testimoniarvi che esiste marzo, insomma marzo è il mese dell'anno. E ora, marzo, prima di tutto, in Veneto, e vuol dire, lo metto qua in italiano, il mese di marzo. Però, in Veneto, la stessa esatta parola, sempre marzo, con altre etimologie in realtà, la vuol dire, la corrisponde all'italiano marcio. Perfetto. E da dove sei che viene queste due parole qua? Marzo, il mese, e viene dal nome della divinità Marte. Martius Mensis e era il mese dedicato al dio Marte. Vedi qua la raisa, no? Marte. Perfetto. Invece la parola italiana marcio e la corrispondente parola veneta marzo le viene fuori dal latino marcidus, dopo il per della D e dopo in Veneto la C la diventa S come in tante lingue. La parola marcidus viene appunto da marcere, che in latino vuol dire smarsirse. Ecco. Allora, a Vicenza i dise, i ga, insomma, Campomarzo. Però qualcuno propone de chiamarghe de dire no, ma Campomarzo in realtà è meglio chiamarghe Campomarzio perché ga riferimento al dio Marte e di conseguenza sono le esercitazioni militari, roba che c'è in tante città del Veneto. Ecco. E però la domanda la se in realtà cosa sei che è meglio doparare, se è meglio chiamare Campo Marzo o Campo Marzio. Premesso che proprio per il fatto che il Veneto ha sta identità, sta sovrapposizione delle parole, salvo che salte fuori un documento che magari il Gesè da qualche parte anche, ma qua non so, devo farvi una ricerca di microtoponomastica che è quella che ha bisogno di ore di analisi. Qua mi piace farvi un'analisi linguistica, multilinguistica che comprende il Veneto dentro il sistema delle lingue. E allora, dicevo, linguisticamente cosa sarebbe conveniente fare? Intanto vedere che dando Gedrio al discorso veneto, se è possibile, dando Gedrio alla versione veneta, se è possibile mantenere in piedi, diciamo che così, una sana ambiguità tra tutte e due le possibilità. Perché oltretutto, questo qua è un caso particolare, perché c'è delle possibilità che le si sovrappone una con che altra. Qua a livello semantico, Campo Marzo potrebbe mantenere il valore di tutte e due le parole, sia Marso in tal senso de dedicare al dio Marte, sia Marso in tal senso de Marsio. Bon, perché dico sta roba qua? Perché a pensare bene, no? Per esempio, che se un'altra parola che qua dentro la potrebbe essere messa in parallelo, che se la parola marciare, no? Marciare, cosa vuol dire? Se io marcire, no, marciare e viene in realtà dal francese, se marcher in francese. In maniera interessante, marcher viene, questo sarebbe un esempio probabile del francese stesso, dalla parola marcare, che vuol dire pestare, pestoiare. Allora, la marcia militare, la se, quindi la marcia marziale dei militi, la se è legata al concetto di pestare, quindi battere, pestare per terra. Ecco, voi capite che se fasi sul campo di Marte, quindi sul campo di esercitazione militare, tutti i dì se fa esercitazione militare, che il campo là, per quanto florido che fosse prima, è diventa marzo. Bon, quindi che manca da capire che
la nostra foga di etichettare la realtà in maniera stretta, in maniera diciamo biunivoca, cioè con solo un riferimento, un significante e un significato, la è un po' una mania che tante volte salta fuori dall'italiano, che moltiplica tante parole perché le settorializza in maniera assolutamente stretta. Invece il Veneto ha una tendenza opposta, che è quella di conglobare dentro significati diversi. E ora il mio suggerimento, da diciamo, specialista linguistico veneto in particolare, è quello di stare che deriva il Veneto, perché in questo caso, sia perché la lingua di Vicenza da sempre, sia perché il ciappa dentro proprio sta sana ambiguità che vi dicevo prima, che sia un'ambiguità descrittiva che può anche soddisfare il ragionamento. Ecco, continuare a chiamare in italiano Campo Marzo non è sbagliato, perché se notate ben, forse è la meglio soluzione, perché se notate ben, comunque Marzio è il riferimento le più chiaramente marcato al dio Marte, perché con pasta I etimologica del latino, ma comunque anche in lingua italiana marzo sta comunque a significare una parola come quella del mese di marzo in italiano, che la richiama a sua volta il dio Marte. Di conseguenza, la mia proposta è che se continui a chiamare Campo Marzo, spero non scontentare nessuno, non so chi che sia d'idea di una roba, di che altra, mi devo vedere la questione oggettivamente il più possibile, insomma, e di conseguenza se gli altri facciamo seguito a sta roba qua, Simo, non c'è nessun problema, qua sappiamo rento tutto. Con sta versione italiana qua. In Veneto avremo di conseguenza la corrispondente Campo Marzo, dove che in Veneto si mantiene perfettamente Marzo in del senso del mese o del dio Marte, Marzo in del senso del Marsio. Qualcuno dice no, ma non è mia Marzo, perché in Veneto Marzo si dice smarso, no? Con qua davanti una z. So che qualcuno ha leso con l'italiano, ma questa è una z fonetica, no? Smarso. Ecco. E sta sibilante qua all'inizio in Veneto, che sia S o Z, di conseguenza, come pronuncia, e non la è obbligatoria e la ha una funzione intensiva, la va a intensificare il significato, ma è già questo qua significato che porta la semantica. E ora, marzo, smarso, l'è pi marzo ancora, e volendo, se l'è ancora pi marzo, l'è smarsio, boh? In Veneto sta zonta iniziale, contrariamente all'italiano dove che la tende a cavare, in Veneto sta S o Z iniziale, la intensifica il significare, ma vuol dire che l'era già marzo. Bon. Se pensate, non so, la parola è go fadiga tutta un co, oppure go sfadiga tutta un co. Se go sfadiga, intanto in italiano ho fatto manco fadiga, è uno sfaticato. Invece in Veneto go sfadiga, ho fatto ancora più fatica, quindi il Veneto fa il contrario di quello che fa l'italiano. Ma oltretutto sta roba qua, sta zonta, non la è obbligatoria, la è un intensivo. Quindi marzo sa del suo con o senza la z davanti, smarzo, comunque vuol dire quello che in italiano è marzo. E ora questo qua è il quadro. Qualcuno può dire sì, ma se non è che c'è un Campo Marzo, non siamo di parlare italiano perché in Veneto si dice solo marzo. Non è vero neanche questo, e qua concludo il video con questo passaggio qua. In realtà ci tre possibilità in Veneto di pronunciare il mese dell'anno. Marzo, marzo, ve lo scrivo così con la Z perché si pronuncia marzo con la Z del tsunami, per capirsi, del tsunami, marzo, che si dice a Vicenza, marzo, che si dice in la bassa, per esempio in tutta la bassa veneta, ma anche in sinistra Piave, oppure in l'alto Veneto, Beunese e Alto Trevisan, e dice marzo. E ora voi altri vedi, questi qua che vi sembra strani scritti così, cosa sei queste robe qua? Vedi io che però scrivendo come che esattamente è la pronuncia viene fuori da nuovo il dio Marte, qua, marzo evidentemente è abbastanza associabile con il latino Martius, che dopo si diventa Martius e dopo in Veneto marzo. Insomma, vi capito che qua, se puoi lavorare bene con la lingua, la mia soluzione per Vicenza, in questo caso qua, è andare avanti con Campo Marzo perché ti impie tutta la baracca. Così che abbiamo fatto anche per un co', la forfe, se vediamo domani con la nostra maratona veneta. Ciao ciao!